Care Aquile, bentornate qui su Tele Pordenone con Aquile Libere, anche questo martedì come tutti i martedì sera alle ore 20:50 circa dopo il TG. Prima di lanciare la prossima rubrica, la rubrica che aprirà questa puntata, permettetemi di lanciare una riflessione. Si sta parlando molto in questi giorni di riforma degli enti locali. Dopo l'abolizione delle province negli anni scorsi, attuata dalla giunta Serracchiani, ora il nuovo governo regionale vuole riproporre una riconfinazione, una ristrutturazione di enti, chiamiamoli così, provinciali, anche se di province non si può parlare, che ricalcherebbero, diciamo, quelli che erano i confini delle vecchie province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Noi di Aquile dal Friul, ricordo, il nostro movimento cura questa trasmissione, quindi diciamo ci permettiamo anche di dire quello che noi pensiamo nell'ambito della riforma degli enti locali che il governatore Fedriga e i suoi collaboratori stanno attuando. Aquile dal Friul propone l'idea che storicamente costituisce quella che è la spina dorsale del nostro movimento, ovvero la creazione di due macroenti, due enti storici, geografici, che sono il Friuli e Trieste, piuttosto che riproporre 4 vecchie province che erano appunto esistenti prima della vecchia riforma. Detto questo, lancio questo messaggio ai nostri telespettatori, anche di riflessione, insomma, di pensiero. Lancio la prossima rubrica. Grazie. Buona salute a tutti. Cari telespettatori, questa sera parleremo di qualcosa che vi è un po' oscuro, che non è conosciuto se non negli addetti al settore, ma è anche molto bistrattato e non tenuto in dovuta considerazione. Si tratta della sostanza organica. La sostanza organica è quanto, diciamo, di vivente c'è nel terreno che lavora sul minerale e lo rende attivo affinché un terreno sia fertile. Se non c'è sostanza organica, il terreno desertifica. Come viene formata la sostanza organica? Viene formata dagli apporti che nel tempo ci sono stati dal prato, dalle radici del prato, dagli alberi, da tutto quello che cade come foglie, che viene, diciamo, in superficie decomposto e poi portato sotto dai lombrichi, per cui è un lavoro lungo, molto forte, diciamo molto, molto attivo, che coinvolge dalle entità superiori, che possono essere le talpe, fino agli esseri unicellulari, e contribuiscono a creare questa viene chiamata tecnicamente sostanza organica, ma è praticamente il sangue, la linfa che scorre nel terreno. Bene, detto questo, noi dobbiamo immaginare che 60-70 anni fa la nostra agricoltura aveva le stalle, aveva le vacche, aveva gli animali, aveva il letame, teneva conto delle rotazioni, faceva molte culture, di conseguenza la sostanza organica si manteneva su livelli abbastanza elevati. Diciamo che un buon livello è un 3,5, 4,5. Si può anche andare sopra. Le praterie americane, quando sono partiti, diciamo, le prime arature erano sul 10-11%. Ma dov'è il problema oggi? È che non riusciamo a capire la caduta che c'è stata e che di conseguenza molti terreni sono arrivati vicino al limite fisiologico. Il limite fisiologico è il 2% nel caso che tu lavori in un sistema organico, e purtroppo siamo con terreni oggi che sono molto al di sotto del 2%, perché dopo 50 anni di sfruttamento intensivo e di chimica associata anche purtroppo a diserbi e fitofarmaci, ha fatto sì che tutta la vita del terreno sia caduta e non abbia più la possibilità di poter elaborare questo processo. A questo punto qualcuno dice: ma perché i campi continuano a produrre? Perché anche se tu scendi sotto il 2%, con la chimica riesci a tenere su la vita. È chiaro che comunque all'1,5, all'1,2, 1,3 la situazione è critica, ma ancora si fa qualcosa. Però a questo punto abbiamo una necessità assoluta di acqua, dobbiamo dare molti concimi perché altrimenti la fertilità, la spinta, diciamo, di azoto non c'è, e di conseguenza diventa molto oneroso anche l'aspetto agronomico, cioè ci troviamo di fronte a un'agricoltura che costa cara, un terreno che è più duro da lavorare, una pianta che non riesce a sviluppare le radici, molto apporto idrico, per cui anche dei consumi e dei costi nella gestione dell'agricoltura. E questo è stato, diciamo, uno dei punti negativi che l'agricoltura convenzionale ha portato nel modello agricolo attuale,
e che ancora non trova soluzione. Le soluzioni comunque ci sono, perché intanto bisogna andare verso un modello organico che abbia cura del terreno e dunque tenga conto di rotazioni e di capacità, ma se non abbiamo letame dobbiamo avere anche la conoscenza di modelli agricoli alternativi che ci sono, che possono creare sostanza organica alla stessa maniera, diciamo, di come è stata creata all'inizio della partenza, diciamo, dei terreni agricoli, e lo può fare anche senza l'apporto, ad esempio, delle letamazioni classiche che una volta erano praticamente regolari, avendo una zootecnia diffusa. Tutto questo, dobbiamo dire, sarà sicuramente l'ancora di salvezza, perché se noi riportiamo su almeno di mezzo punto il tenore di sostanza organica, abbiamo già cominciato a risolvere il problema della CO2 nell'atmosfera, perché bisogna capire che la sostanza organica che si trasforma in humus è un acido carbonico che fissa nell'anidride carbonica nel terreno e crea questa forza di vita del terreno. Se noi abbiamo dei modelli, e ci sono dei modelli agricoli che possono aiutare questo processo, allora possiamo avere qualche margine di speranza su quello che sarà il futuro della nostra agricoltura. Ma purtroppo, per quello che vedo ancora, c'è molta diffidenza, molta poca voglia anche di esporsi, molta poca voglia di ricerca, e dunque dobbiamo ancora attendere tempi migliori. Quante Greta ci vorranno per riuscire a cambiare un po' questo mondo? Non lo so, noi abbiamo cominciato a farlo. Anche con il vostro aiuto come consumatori, noi come primi agricoltori bio abbiamo avuto la maniera di poter avviare questo processo. Dopo sarà più veloce? Sicuramente, se capiterà un disastro. Noi siamo pronti. Buona salute a tutti! Mandi a tutti, benvenuti con Aquile dal Friuli, Aquile Libere, con due chiacchierate. Insieme con me voi ho Paolo Miculan, che lui a Pantianins sta facendo le robe che si chiamano su talor, che come ors andare sta spos, no? E tutta la gente va a crompare la verdura e lui fa le verdure biologiche. Mandi Paoli. Buonasera. Mandi. Allora, quanto tu sei stato prima di tutto? Allora, sono dalle tante volte, io ho 30 anni. 30 anni, no? E tu hai fatto che sia il teoleca di fare coltivazione di verdure. Sì, dal 2013. Sì. Io ho attaccato a Pantianins, che è la casa di mio nonno, di mia nonna. E avevo due camps. E attaccato lì a plan cut a coltivare gli ortai. Prima do metalor di chiase, quindi un ortut piccolo. Sì, un ortut piccolo. E svangava a mano, usava il motocoltivatore e vendere, una roba piccola. E dopo è attaccato a chiappare prima un camp e dopo che l'altro. È arrivato il trattore. È arrivato il trattore, prima è arrivato il trattore dal nonno, che era già lì, ma avevo poi di comprarlo perché io non so di famiglie, di contadini, e allora gli è scognuto imparare un po' tutto, no? E secondo me che ste voi? Allora, a me è sempre piaciuto lavorare con i mans, prima roba. Quindi anche non mi spaventa fare fatture, non mi spaventa... Se si stica o sapà o tirare via l'erba. Esatto. E dopo a me piace la natura, una roba che cresce, e dopo tu hai di tirare su il frutto. E... Sì, perché tu sei accompagnato, no? Tu hai la tua compagna, Donge, è allenata. Sì, io una compagna, ho allenato un frutto 2 anni fa, sì, e, insomma, le robe plan cut sono sempre migliori. Un lavoro che allena nasciuto così per noi spontaneamente sì. Però sono arrivato a Falchi, insomma. Da che 2 ettari di terreno che tu stai lavorando, ci metti tu? Allora, metti tutto. Alle l'orte estive, quindi dai pomodori, alle melanciani, ai cucins, i pevarons, la salade. Dopo le l'orte autunnali come comò, che sono i cavoli, dai broccoli al cavolfiore, alle vergis, al radicchio, insomma, tutto quel che si può fare in Friuli.
E tu lavori senza biologicamente richiesto il più possibile, no? Sì, sono biologici certificati, secondo me è importante lavorare anche in maniera il più possibile naturale. E hai fatto tu al mercato? Allora, è un sistema particolare di vendi. Siccome lì tra i paesi di campagna comunque pochi inter comunque hanno no, un prodotto, vi pensate di fare una vendita porte a Codoi, che invece è già una cittadina. Le ordinazioni le capito se molto. Via WhatsApp, via SMS, che appena ordinazioni e dopo consegnino la cassella su misura. Se uno la voglia avere i cocins, salate e 4 peperoni e pomodoro, si menina a casa direttamente che roba lì. Quindi io sono contento perché i capi su c'è che amico vende e il cliente è contento perché si chiede la verdura. Che io ancora in ciamo fresche. In un mondo così che si usa salata al supermercato e a chiattadut, allora bisogna anche venire incontri. Non vi si ammasse, però venire incontri alle esigenze. Ma in ogni modo al supermercato, ai grandi centri, hanno le verdure fresche come la to, perché se tutto la ciapi su la mattina e agli svot e tordi se la a casa, mi pare che ha tutta un'altra fietta sul piatto. Allora una roba è appunto la verdura biologica, un'altra roba importantissima che tu hai detto tu come è le verdure fresche e secondo me ecco un principio che mi piace tantissimo è che dalla verdure nestre, dalle verdure come si dice chilometro zero, podin di verdure furlane, podin di verdure d'onghe chiase, verdure che hanno riva di tan lontano, là di fa chilometri dal camion e dai frigos, ma una roba che si può fare tranquillamente. Cioè che tu la mangi sapendo che pa su e che è un lavoro importante. Buon Paolo, io ti ringrazio di essere venuto a casa. Grazie a voi. Mi fa veramente il piacere di chattare con i giovani come voi, che si sei da fare e invece può inventare un lavoro. Ma un lavoro che us place. Certo. E questo è. Allora si va là di Paolo e Miculan a Pantianins e già tais tutte queste robe bielle, fresche che potete mettere in tavola e sapere di mangiare verdure biologiche fatte bene. Mandi Paoli e io i saluto i nostri ascoltatori e telespettatori di Furlan, Fevelat Furlan. Ma manga duc. Mandi. Cari Aquile, nella scorsa edizione ci avete letteralmente inondato di fotografie delle vostre bandiere di casa inviate alla nostra trasmissione e vogliamo riproporre anche questa stagione questo invito: inviateci le fotografie delle vostre bandiere del Friuli esposte sui balconi, esposte in giardino e inviatecele numerosi. Potete farlo con una mail, inviando appunto una mail all'indirizzo info.aquilelibere@gmail.com oppure attraverso WhatsApp al numero 334 25 12 084. Inviatele numerosi.